Gentili amiche, cari amici, buongiorno da Andrea e da Domenica che barba in diretta. Indichiamo la data di oggi. Oggi è il 28 luglio. Allora mettiamo in alto l'ultima cosa che mancava, l'allestimento della lavagna di oggi. Un buongiorno, ben trovati. È l'inizio della stagione estiva e noi dobbiamo però andare avanti perché qui non ci fermiamo, non abbiamo la vacanza, non abbiamo la distrazione, non abbiamo la possibilità di abbandonare il mainstream. Quindi quello che sta accadendo nel mondo, seguite per quel che potete e vi renderete conto. Ci aspetteranno tempi duri comunque, una giornata di sole. Andiamo a bagnare il viso. La barba è stata fatta giovedì con i classici rasoi di plastica inqualificabili. So che Alessio Herrera, che saluto ancora una volta, mi suggerirà di portare nei miei viaggi una piccola dotazione, un pennello, un sapone, un qualcosa di una meta, cioè non costa tanto, abbiamo un sacco di possibilità di trasportare degli oggetti facili da ricoverare nelle borse da viaggio. In realtà questo è Down of Glory dal bagno di casa mia, sempre grazie per l'appunto all'amico Alessio Herrera che mi ha stimolato e lo ringrazio anche da rinnovare il mio podcast Border Radio, podcast Paesi Nuovi. Voi sapete il mio sguardo sul passato. Avevo promesso di produrre 2 video a settimana, non riesco a fare neanche uno al mese, è passato più di un mese dall'ultimo. Ringrazio i pochi visualizzatori, ma coloro che hanno avuto la pazienza, tra cui Alessio, di seguire il mio racconto sul cinema di quando eravamo bambini. Adesso in mente ho un'altra puntata, poi non riesco a trovare le condizioni audio favorevoli, perché il problema è trovare la situazione in cui questi microfoni, che hanno sì il riduttore del rumore, ma acchiappano qualunque tipo di disturbo, non prendono cani, bambini, gente che urla, gente che parla in lingue strane, che va a rovinare la mia registrazione, se no è inutile che la faccia. Comunque, mentre stiamo preparando la nostra rasatura, andiamo a guardare subito, dare uno sguardo alla lavagna. Partiamo dagli obituary. Nato nel 29, morto nel 2024. Si chiama Kenneth Grange. Kenneth Grange è un grandissimo designer inglese, disegnato per dire i primi intercity, i primi treni veloci, ha disegnato le cassette della posta della Royal Mail inglese, ha fatto degli studi per degli importantissimi marchi. Nessuno ricorda questi geni, ne abbiamo avuti tantissimi anche noi, tipo Alessi, tipo grandi designer del mondo che hanno disegnato oggetti, lampade, hanno disegnato Aldo Rossi, hanno disegnato delle caffettiere, dei scoppini del cesso, hanno disegnato lampadari. Tutto quello che è stato poi negli anni 80-90 al mercato del design oggi si ritrova come oggetto vintage con un valore ritrovato molto interessante anche da seguire da un punto di vista della curiosità. Quindi ricordando un uomo che sicuramente ha dato un contributo tutto chiaramente in analogico, non esisteva il digitale, non esistevano nessun tipo di possibilità di CAD, di costruire, di fare con l'intelligenza artificiale creatività, e meno male, perché la creatività che arrivava dal cervello, quello vero, e sicuramente era una cosa in più. Quindi andando avanti, oggi salutiamo Vincenzo Pitrelli, che essendo a Parigi chiaramente è protagonista dopo la serata che è stata l'altro ieri il leitmotiv dei palinsesti nazionali. Per 4 ore si è protratta la cerimonia di apertura dei 33esimi giochi olimpici dell'era moderna, che non ho ancora capito quale sia, perché facendo delle somme non riesco a capire. Qua il foglio che il sabato e la domenica allega, il foglio sportivo che io non leggo mai, lo butto nel bidone di fianco all'edicola appena esco. Abbiamo invece Mattarella con alcuni atleti, abbiamo anche, eccolo qua, Giovanni Megalò, anzi scusate, Malagò, presidente del CONI, e il pezzo della giornalista inglese Jack O'Malley, che non è mai molto tenero con noi, anche in campo sportivo riusciamo a farci fare la pettinatura dagli stranieri, che peraltro ospitiamo sui nostri quotidiani, in questo caso il Foglio di Claudio Cerasa. Scrive: l'importante è vincere, non badate a De Coubertin. De Coubertin è il barone che nel 1908 inventò i 5 cerchi delle Olimpiadi. E vi do anche una chicca che non c'entra nulla, è una cosa del chi se ne frega, eppure Klaus Di Biasi, grandissimo tuffatore dalla piattaforma oro olimpico, non so in quale Olimpiadi, aveva cercato di dissuadere la figlia, anzi scusate, era Cagnotto, il tuffatore, la cui figlia Tania è campionessa anche lei oro, aveva cercato di dissuadere da farsi tatuare sulle chiappe i 5 cerchi olimpici, non ce l'ha fatta, la figlia non l'ha ascoltato. Quindi insomma questo è quello che oggi viene fuori dalla crema della cronaca ex olimpica. Qua si vuole fare meglio di Tokyo. De Coubertin, nazista dichiarato, chiaramente fece vincere nel 1936, scusate se sbaglio qualche data, le Olimpiadi chiaramente la Germania, avrebbe dovuto poi
immaginare il futuro della sua campagna di conquista dell'Europa, ma non vogliamo perderci in queste marcorde, perché le Olimpiadi sono un momento di festa. Peccato che Timberi ha perso la fede nuziale nella Senna mentre sbandierava la sua bandierozza italiana sui Batomush lungo la Senna l'altra sera. Non oso pensare quando tornerà a casa, o dovrà risposarsi di nuovo, oppure non so, dovrà fare qualcosa, perché sennò la moglie gli cambierà le chiavi della la serratura, non la farà più entrare in casa. Mentre nel chi se ne frega non ce ne frega assolutamente niente. Mentre parlando di Vincenzo però torno indietro, ma ve lo dico, Garanciotier è la nuova fidanzata di Fedez. Sono state viste in Versilia, la sorella di Chiara Ferragni con una sua amica, anch'essa influencer. A un certo punto una ventenne ha fatto la sua uscita su una passerella e si è scoperto essere la donna dell'ex marito della sorella di Chiara Ferragni. Non ce ne frega assolutamente niente, è una vergogna che vengono pubblicate queste notizie. Io le riporto perché voglio che sia sottolineata la nullità per cui vengono usate le pagine dei giornali per raccontare un sacco di fesserie. Questo era nella scatola di Vincenzo, che saluto, che da Rotondella, ripeto, si è trasferita a Parigi, quindi ci racconterà dalla sua viva voce come sta vivendo la capitale, la Ville Lumière, i Giochi Olimpici 2024. Barbershop Chen Fung Sing, questa che sembra una sigla giappo-cinese, e invece è fatta a Torino, fanno anche i saponi da barba a Torino, nessuno lo sapeva, ecco lì, non c'è solo Paolo Barrasso, non c'è solo l'amico Donato Ciniello di Extro Cosmesi, che saluto con affetto. Quindi mentre l'oleatissimo prodotto Down of Glory prepara l'insaponata, io dalla mia ciotola Fabergé estraggo il pennello in sintetico tricolore, preso sul bianco, nero e testa grigia, che è un pennello Omega Roma col Colosseo, già pluridecorato, pluriutilizzato e molto amato, che mi ha regalato l'amico Marco Mancini, che per l'appunto romano mi ha fatto questo regalo insieme ad altri oggetti. Lo saluto, lo ringrazio augurando un buon pomeriggio. Saluti a Mirko Falà, Oddus Odditi, Matteo Preda, Luigi del 13, Mirko, abbiamo già detto, Fabrizio, Fabio, Davide, con e senza barba, e tutti gli amici che con impegno riescono ogni settimana a farmi guadagnare qualche visualizzazione in più. Sono sempre pochissime, sono un emarginato, ma io di questo ne sono assolutamente orgoglioso, mentre proprio per darvi anche un senso delle mie rasature, che non sono solo letture, non sono solo pennelli, ma sono anche radio, nella radio in streaming la Revo Axis sta risuonando Radio Centrale, una radio di Cesena, che voi probabilmente non ricorderete neanche in che città, in che regione si trova, è nella Romagna, ma in Cesena non la ricorda nessuno, forse noi che siamo vecchi ci ricordiamo Schachner, che venne comprato dal Torino Calcio dal Cesena, campione austriaco, che poi fece 6 gol e non credo di più, non era un campione. Come arrivavano a Torino si imbolsivano i calciatori, come è successo anche a Cristiano Ronaldo nella Juventus. E quindi cerco di, intanto mentre monto questo prodotto molto interessante, è una mandorla, adesso Alex Nurse, che saluto con affetto, che mi redarguisce per trovare sempre le peggiori nuance nelle peggiori stagioni. La mandorla non si usa in estate, ma io me ne frego, come diceva il testone pelato, non per osannarlo chiaramente, perché non è il mio genere, però voglio dire, me ne frego, quindi vado, non me ne frego di quello che mi dici tu Alex, me ne frego del fatto che ci sia una stagionalità nei prodotti. Su questo Matteo Preda mi aveva già dato ragione. Viva quello che si trova nelle scatole. Cheon Funxing, scatola anonima, e come tutte le cose anonime porta a sperare bene. Adesso noi andiamo subito a vedere questo pelame ingrigito dagli anni. Qua abbiamo anche un herpes che fa la sua bella figura stamattina. Questo è il tenore di vita e diciamo il sistema, no? Un po' drogato che siamo costretti a vivere con i tempi, con le idiosincrasie, con le cose che dobbiamo leggere. Mentre nello specchio retrovisore adesso ripesco un po' di questa pregevole crema torinese da barba, cercando di dare, ecco, un po' più di pannosità. Tendo ultimamente a trascurare, almeno nel primo passaggio, lo spessore della crema, che vedo invece in questo caso ci va un po' di pazienza, movimenti circolari. Gennaro San Giuliano, come Lorenzetto, giornalista che fa le famose pulci su anteprima news di Giorgio Donati, ha deciso lui, perché si è scocciato di essere preso per il culo per le gaffe che si fa, ma purtroppo lì è un problema suo, ha deciso di scrivere un libro sulle gaffe che fanno invece i giornalisti e sulle fregnacce che scrivono per una sorta di vendetta. Il ministro della cultura napoletano, con la sua risata elettrica, come ha detto il giornalista che è Simone Canettieri, a cui il ministro ha rilasciato un'intervista 3 giorni fa,
si divertirà anche lui. Bene, altre cose, abbiamo l'orrore, ma io non l'ho riportato, dei genitori dell'assassino di Giulia Cecchettin, i quali in carcere li hanno ascoltati, li hanno intercettati e hanno detto al loro figlio, a quel figlio non so cosa, per rispetto della madre, che non è colpa sua, lui ha ucciso ma non è colpa sua, perché era un momento in cui lui non era in sé e quindi ne sono successi tanti altri di femminicidi, mica sei l'unico, adesso ti daranno le attenuanti, mica stare dentro 20 anni. Cioè, i genitori, anche per cercare di sollevare chiaramente l'animo del detenuto, hanno cercato di dirgli che non era colpa sua. Ora, io credo che un magistrato serio dovrebbe comunque innanzitutto mettere in custodia cautelare in carcere entrambi i genitori per dare un segnale di forza del sistema giudiziario, perché al di là dell'affetto che possono esprimere i genitori, ma una roba del genere non si può dire, quindi è sbagliato a tutti i costi difendere i figli anche nel loro atteggiamento criminoso, dopo l'orrore che questo studente, a cui hanno detto tu devi solo pensare a laurearti, quindi tempo in galera ne avrà per laurearsi, il mostro, in prima pagina. Bene, altre cose che io vedo nello specchio invece, posso andare avanti, quindi Cerrone, grande visionario che nei primissimi anni 70, d'origine francese, il padre chiaramente è lui italiano, con Supernature e Loving Si minor riempiva le discoteche, musica progressive, quindi nel cielo di Parigi tra i raggi laser montati ovunque, dalle Tuileries alla guglia della Torre Eiffel, in questi fasci di luce. Supernature, una festa meravigliosa, attaccata dalla Curia, attaccata dalla Lega, attaccata dalla destra, perché sono stati incaricati molti ballerini, molti transgender a ballare sotto la pioggia. C'era 21 gradi a Parigi l'altro ieri e quindi hanno ballato ballerini uomini con la barba, senza barba, con i tacchi, senza tacchi, misto bosco, misto frutta, misto tutto, e chiaramente non hanno gradito, no? Sacra Romana Chiesa, che ha sede ancora in Italia e che ancora pensa alle vigilie del giubileo di poter dare la sua opinione, e ha voluto sbugiardare la burinata di Emmanuel Macron, che ha lasciato tutti sotto l'acqua meno se stesso, lui e la sua attempata compagna, moglie, ok, Brigitte. E mentre andiamo a vedere che rasoio useremo oggi, useremo lo Sturz, eccolo qua, questo è l'Icon X3 Slant Bar, testa impura, no? Questo è il manico molto bello, sempre prodotto dagli amici Donghi di Bergamo. Questo, come vedete, la testa è visibilmente contorta, come il mondo in cui oggi siamo costretti a vivere. Andiamo a montare su questo lama che è impura, probabilmente per questa questione di, vedete, ve lo metto in descrizione, di verniciatura della parte bassa del coprilama. In realtà con un forte sconto come impura, io l'avevo acquistato circa 3-4 anni fa, sono molto contento. Il manico ponderoso, si vede che a Bergamo lo usano anche per darsele nello stadio dell'Atalanta, e le ramette oggi sentite, avete fatto cascare il martello, se vi casca su un piede vi rompe un dito. E abbiamo come lame le Falcon Treat, eccole qua, una scatola, vedete, vintage style con un'aquila. Questa potrebbe essere una barberia di Gorizia, una barberia sul confine, barberia anche di Udine, di Codroipo, potreste farvi la barba in un qualunque luogo in cui la cultura del lavoro del nord-est italiano, nel Friuli, si trova. Non perché le attività siano fatte in Friuli, ma perché mi viene in mente che prima busta innanzitutto, vediamo di fare lo stacco de cola, andiamo a abbassare Radio Centrale Cesena, busta chiaramente silenziosissima, da vedere nella sua però stampa ottimale, fatta da grafici interessanti, bravi, perché anche la grafica è molto importante come in tutte le cose. Io scarto, non sento neanche un punto de cola. Qua siamo ormai arrivati allo zero hot melt, quindi le lame stanno nelle loro bustine secondarie in perfetta solitudine, quindi possiamo riavviare il mio corpo che cambia dei Litfiba. Questo è Piero Pelù, grande artista toscano, ancora in auge, ancora con gli stessi capelli lavati 32 anni fa. Lui si piccava e si era molto contento e orgoglioso di dire che non si lavava i capelli, ma si vede. Noi ci facciamo però anche la barba oltre che lo shampoo, perché noi siamo persone che magari cantiamo male, però se non altro dobbiamo andare in giro e presentarci alle persone decorosi. Ecco qua lo storto, non so se riuscite a vedere quanto storto è, ma lo vedete, se ve lo metto così lo capirete. Il manico è dritto, la testa è storta, una buona esposizione, 2 esposizioni, una più ampia, questa, e quella prima ve la faccio rivedere più ristretta. Andiamo subito a procedere col taglio tenuto bene a temperatura, al caldo esterno, l'azione finishing di Vincenzo Pitrelli. Lato aperto, perché io col lato chiuso non me ne faccio niente, posso al massimo lavarmi i denti col lato chiuso
dei rasoietti, perché la mia barba è abbastanza dura, io vedo che taglia bene, è il mio corpo che cambia, mi trasformerò in Luca Telese, spero di no, anche perché i miei sacrifici per mantenere la linea mi portano a rinunciare a tavola, al bere anche, a far niente, però bene il mento. Mentre rado il mento non guardo allo specchietto sulla lavagna, però totti fuori dentro Rixi, no, la destra non è unita, vogliono un civico, in Emilia Romagna vogliono tentare l'esperimento Bonaccini, quindi il vice ministro dei trasporti Edoardo Rixi, che è genovese, ha detto no grazie, non mi candido perché sarei una toppa, una pezza in un momento in cui mi userebbero come strofinaccio, e quindi non si sa, mentre la sinistra ha già trovato nella figura di Andrea Orlando Spezzino, che esibisce nel suo curriculum il diploma di scuola superiore. Lui ha fatto il liceo e basta, si è fermato lì, è stato anche ministro del lavoro senza aver mai lavorato un anno, questa è la vera notizia. Però è la candidatura della sinistra pronta a sostituire il governatore che il Foglio ha giudicato essere vittima della giustizia, cioè le dimissioni in cambio delle confessioni, è una cosa vergognosa. E comunque non voglio andare a fare polemica politica, se no già mi guardano poco i follower perché li annoio con questi commenti, ma perché chi ama vedere la rasatura chiaramente si annoia a sentire la cronaca, mentre Giuliano Amato fa il cascamorto in una trasmissione sulla 7 o non mi ricordo dove, è stato intervistato da una giornalista di 44 anni, di cui non faccio il nome, anche così per rispetto non di Giuliano Amato ma della signorina, il quale dopo che ha finito l'intervista non si è accorto, Giuliano Amato, ex presidente della Corte Costituzionale, pluriministro, vicepresidente del Consiglio, riceve circa 6 o 7 pensioni in cassa, 200.000 euro di pensione al mese, varie, collezionate nei grandi incarichi prestigiosi, ricordiamo non solo la Normale di Pisa dove si è formato come economista, ma tutta la sua carriera politica nel Partito Socialista degli anni 90, non si è accorto che il microfono era ancora acceso e ha detto alla giornalista, lei quando stacca e voleva invitarla a cena, questa gli fa guarda nel frattempo le dico che siamo ancora in onda, quindi è sbiancato Giuliano Amato, quindi fa anche un po' ridere, 89 anni, non so cosa avrebbe potuto fare o cosa dire, forse dire, magari raccontare la sua esperienza. Questa giornalista è molto più giovane di lui, sono 54 anni di differenza, quindi insomma non è proprio una cosa da poco, mentre la Sicilia a secco, 1200 metri cubi d'acqua sbarcati a Palermo, perché non c'è acqua in Sicilia, non parliamo poi della parte dell'Agrigentino dove c'è l'acqua per 3 ore al giorno, quindi grosso problema. Musumeci, bagno per il secondo passaggio, governatore e ministro del mare, che cos'è Musumeci? Insomma, ha pensato bene di dire giustamente che le emergenze non si devono affrontare quando l'acqua non c'è più, nel caso dell'acqua, ma prima che l'acqua finisca. Invece politiche scriteriate, ne parla bene in un bel pezzo Matteo Renzi, intervistato dal Foglio, che gli ha pubblicato una lettera, sempre il Foglio di ieri, che vi leggerò brevemente come promesso, su quelle che sono le inefficienze. Il governatore Schifani, che oggi governa la regione Sicilia, ha parlato di 800 milioni di euro pronti a essere spesi, ma non c'è nessun progetto. Quindi non spendiamo i soldi del PNRR, la questione dell'acqua non è che non c'è l'acqua in Italia, l'acqua è fortunatissima, ha una quantità di disponibilità enorme, sono le infrastrutture che perdono il 60% dell'acqua nel loro tracciato che distribuisce l'acqua nel paese, quindi insomma sono delle perdite mostruose, vengono persi miliardi di metri cubi, quello col valore, il valore che avrà soprattutto in futuro l'acqua, quindi nessuno però obietta, nessuno confuta, tutti parlano, nessuno fa, e quindi voglio dire evidentemente il fatto di non dire nulla ammette la responsabilità dei governatori, in questo caso della Sicilia, che è sempre comunque all'onore della cronaca sia per le sue bellezze sia per le sue nefandezze, in questo caso è una vera follia, quindi irrigazione probabilmente che fra 3 settimane non potrà più essere fatta nel centro-sud secondo i dati dell'autorità di bacino, questo in tutta Italia. L'acquedotto pugliese riporta delle foto terrificanti di bacini praticamente a secco. E poi abbiamo Salmo National, chi se ne frega, insieme alla nuova fidanzata di Fedez. Salmo, il rapper, l'altro giorno a Olbia ha ordinato una aragosta al ristorante, come gliel'hanno portata, l'ha liberata in mare,
e questo in favore di telecamera, opportunity photo, fantastico, il rapper Salmo, che mi mette un po' di tristezza perché sembra il marito della Salma, però voglio dire, alla fine ha fatto bene a fare qualcosa di utile per gli animali. Andiamo in contropelo, questa barbarie delle aragoste prese vive, tenute con gli elastici nelle chele, negli acquari dei ristoranti, non è una cosa bella da vedere. E qua sta imperversando Max Pezzalli, che era ancora pieno di energia in quel lontano 2000, cosa sarà? Tieni il tempo con le mani, qua siamo agli 883, noi con le mani ci tocchiamo altro. Il ministro dei temporali in un tripudio di tromboni auspicava democrazia con la tovaglia sulle mani e le mani sui coglioni, diceva nelle nuvole, un gran pezzo di Fabrizio De André, scritto poco prima di morire. Questo tiene il tempo, erano anni in cui si ballava, erano anni che le rotonde di Garlasco, i primi passi di Simona Ventura, che si sbracciava prima di essere identificata da un produttore e portata nello star system televisivo. Io vi ricordo questo perché in Italia hanno chiuso praticamente tutte le discoteche. Io sento un buon attacco negli angoli dove rimane sempre spesso della bocca, qua devo andarci piano, nel mento, perché voi come state? Dove siete? Già a destinazione? Avete scelto l'Italia? Avete scelto le isole davanti all'Africa? Siete in Grecia? Siete a Corfù? Siete a Rodio? Siete a Capocotta? Dove siete? All'Alguelia? Ditemi qualcosa, non scrivete mai, non so niente di quello che fate. Il secondo passaggio è stato esaurito, privatizzare la RAI. Ogni governo ha questo desiderio un po' feticistico di privatizzare la RAI, ne parla Maurizio Gasparri, che è stato il padre di una legge sulla televisione, e dice ma non se ne parla, mai verrà venduto Rai 1, Rai 2 o Rai 2, Rai 3, ma per l'amor di Dio, eppure non molti sanno perché nessuno li guarda, perché non servono teoricamente a niente, che la RAI ha un sacco di altri canali tematici. Allora dice potremmo vendere i Rai Yo-Yo, ma chi se la compra Rai Yo-Yo, Rai Kids? Quindi sul mercato ci sono dei pezzi di strutture televisive, di programmi, di pacchetti industriali televisivi che non interessano a nessuno, quindi non si privatizzerà un tubo di niente, mentre il DDL concorrenza al voto venerdì ha diciamo, fatto emergere alcune interessanti uscite. Chiaramente il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini, protagonista nella lotta politica parlamentare, ha indicato come priorità il fatto di controllare i pedaggi, no? I pedaggi sono altissimi, io spendo 40 euro per fare 365 km dalla barriera di Villanova in Piemonte alla barriera di Rosignano Marittimo, qua a pochi chilometri dalla città in cui vivo, che è tantissimo. Quindi oltretutto obbligherà, scusate, l'Unione Europea, le nostre autostrade a mettere in sesto le aree di servizio, che sono dei veri e propri cessi, fanno schifo. Io sono testimone delle soste nelle autogrill dove l'ASL dovrebbe chiudere le stazioni di servizio, condannare i proprietari autogrill, che adesso ha anche venduto parte al Maglione Group, che sono altri magliari che hanno allestito nuovi spacci di vendita lungo i tracciati autostradali. Ma soprattutto i bagni vanno rifatti, bisognerà rifare gli autogrill, fare delle aree di sosta come si deve, per dare ai viaggiatori che pagano caro e salato il pedaggio autostradale, per avere delle vere aree in cui possono riposare durante il loro viaggio, non soltanto i turisti d'estate, che peraltro sono gran parte della clientela che affolla queste aree durante il periodo caldo. E poi tra le varie cose c'è la shrinkflation. Leggete bene questo termine, la shrinkflation è la brutta abitudine che hanno le aziende per far credere che i prodotti che loro vendono non sono aumentati, quindi non sono stati aggrediti dall'inflazione, e per mantenere i prezzi inseriscono nelle confezioni meno prodotto in maniera subdola, perché voi capite che se i piselli della Findus surgelati continuano a costare 3,50 € nel banco dei surgelati anziché 5, perché gli aumenti sono di questa entità, è perché detto ci sono meno piselli. Allora questi ci prendono per il sedere, quindi attenzione, guardate, controllati i pesi. Quindi il DDL si occupa anche di cose che riguardano molto la vita delle famiglie, quindi questo è il pregevole, e va detto che Salvini ogni tanto ha dei momenti di lucidità, questo è il dato, la notizia di oggi è proprio questa. Quindi nel DDL concorrenza, mi collego, non ci saranno più sanzioni se non restituite, quando chiudete il contratto assicurativo, la black box, che è quella scatoletta che gli mettono in auto per farvi pagare un po' meno il premio dell'RC, perché molti devono andare in centri autorizzati a smontarle queste scatolette, molti se ne strafottono, vendono le macchine, le scatole rimangono attaccate, e l'assicurato deve
perché c'è una regola, ci sono delle leggi, delle norme che regolano queste cose, dovrebbe restituire una quota penale all'assicurazione che ha perso questo dispositivo, che potrebbe ragionevolmente riutilizzare su altri veicoli. Beh, la sanzione non c'è più, quindi l'assicurazione lo prendono in un piede, ce l'hanno lì, e chi non smonterà il black box non pagherà neanche più la penale. Mentre abbiamo questo personaggio, Giovanni Fuochi, ex colonnello dell'aeronautica, che a 67 anni da Piacenza ha pubblicato un post l'altro ieri con una divisa da SS, ha pubblicato un post finito su Repubblica, e ha detto: sinistrorsi vi aspetto. È una cosa che fa un po' ridere, perché adesso sinistrorsi non è che adesso dobbiamo fare la caccia al comunista che non c'è più, tantomeno a farla uno che a 67 anni, nostalgico del nazionalsocialismo, fa queste sparate. Ha dovuto rimuovere il post, ha rischiato di avere delle denunce per apologia di reato, naturalmente. Quindi c'è ancora gente che a cui dovrebbero togliere gli alcolici, quando non dei medicinali magari che vanno a combinarsi e fanno fare queste uscite grottesche. Non c'è bisogno di questo in questo momento, c'è bisogno di stemperare. Se volete, ho anche qua nell'armadietto segreto dell'acqua di rosa, che io non so cosa serva, ma ne fa uso Risa, che frequenta il bagno con me, insomma, quando è il suo turno. E quindi acqua di rose, se qualcuno sa cosa serve me lo dica, perché io sinceramente non ne ho la minima idea. Magari serve a raffrescare, insomma, anche un po' a tonificare la pelle. Invece rissa al Colosseo, mentre andiamo a preparare il terzo passaggio, no, non ancora, tra bengalesi, ma non bengalesi venditori, tra turisti bengalesi e venditori di acqua che volevano rifilare i loro concittadini a 5 euro una bottiglia d'acqua. Questi non è che hanno detto no grazie, semplicemente hanno detto, li ha presi per il collo e gliel'hanno date. Quindi queste sono le scene davanti al Foro Romano, nella zona archeologica di Roma, dove si picchiano tra venditori di strada. Questo è proprio lo scenario drammatico in cui chi si trova in quei luoghi, turista che arriva chissà da dove, si rende conto che l'inciviltà che in Roma probabilmente è nata invece come messaggio da insegnare agli altri popoli, non è rimasto niente, si è tornati nella pre-civiltà romana. E quindi insomma al Colosseo doveva far di nuovo rientrare magari Leoni e fargli fare ancora un giro, vederli fare un po' di pulizia. Non importa, è una battuta, chiaramente, prendetemi, sono battute estive che si possono fare sotto l'ombrellone oppure nel bagno di casa con 34 gradi fuori. Adriano Galliani, eccolo qua, il testone, 80 anni, sposino, si sposa per la terza volta. Chi è la fortunata? È una spagnola di 55 anni che deve avergli dato un figlio, ma mi sembra forse un po' attempata pure lei. Comunque qua siamo 80-57, no? Quindi ha battuto Giuliano Amato, la differenza si è ristretta. Quindi abbiamo questi nonni che non si danno per vinti. Qua il Viagra fa dei miracoli enormi. Quindi andiamo peraltro a guardare, poi manca un pezzo, abbiamo il sabotaggio di Parigi, 3 cabine incendiate dagli ecoterroristi che hanno fatto saltare in aria bruciando delle cabine dove era distribuita la fibra che gestiva il traffico dei TGV, i treni a gran vitesse francesi, l'alta velocità. Quindi 800.000 persone, ne parla anche tutti i giornali, ne hanno parlato, rimaste a piedi. Ma qua abbiamo anche ritorsione IDF, che è l'esercito di Israele in Libano. Avete sentito che 3 giorni fa è stato lanciato un missile degli Houthi, chiaramente costruito in Iran, perché questi vanno a prendere i pezzi del missile, guarda dove l'hanno fatto, made in Iran, e chiaramente essendo filo libanesi, gli Hezbollah del Libano gli hanno tirato giù un altro mezzo quartiere, altri 20 morti, credo, una storia terribile, infinita. I Netanyahu si sono recati a Mar-a-Lago, che è la residenza di Donald Trump negli Stati Uniti, e ha fatto notizia che prima di Benjamin la moglie di Netanyahu si è affrettata a baciare il tycoon, prima lei del marito. Quindi questo è un dato che ce ne fottiamo, perché sono cazzate giornalistiche. Il fatto che Netanyahu però sia andato a trovare Trump chiaramente rinsalda la speranza per Israele e soprattutto per Netanyahu, che non è che sia proprio tanto amato in questo momento nel suo paese, che l'America continuerà a sostenere i suoi armamenti, le sue politiche, però ancora da vedere come andrà a finire. Qua abbiamo Obama Harris, che è un gioco di parole, quindi Kamala Harris, non mi dilungo un minuto in più, come avete visto, dopo le dimissioni di Biden, che è stato azzoppato dalla fine dei finanziamenti della sua campagna, ha lasciato spazio a Kamala Harris, la sua vice. Trump chiaramente l'ha già aggredita dicendo che è una pazza con in mano il bottone della valigetta nucleare, quindi vi lascio immaginare il pubblico americano come prenderà questa candidatura e questa campagna, che terminerà a novembre finalmente con l'elezione del Presidente degli Stati Uniti. E poi abbiamo nient'altro, riapriamo le edicole, questo lo sapete, le edicole sono un luogo di cultura, sono un luogo in cui bisogna recarsi, dove compare il giornale di carta, e non dimenticare che un giornale in mano è la cosa più bella che si possa tenere
dopo un buon pranzo, un buon caffè in una domenica pomeriggio nella vostra casa. Però il tempo fugge, allora qua dobbiamo andare al terzo passaggio, quindi bagniamo, sarebbe l'obliquo, il diagonale, la parte più divertente. E beh, Lucio Dalla, qua lo sentiamo in questa bellissima canzone, Tu non mi manchi mai, no, tu non si capisce, non ci lasceremo mai. Un altro cantante che ha presentato la storia della musica italiana, un vero poeta. Ho visto una foto recente con Ron De Gregori, Gianni Morandi, fotografati ai tempi di Banana Republic. Questi andavano in giro vestiti come degli adolescenti, un jeans, una maglietta, cantavano benissimo, riempivano gli stadi. Eppure adesso vedete che se non sei Taylor Swift, sono stati venduti a 13.000 euro i biglietti di Taylor Swift, la Confcommercio, l'antitrust sta indagando su queste pratiche scorrette perché c'è un limite a tutto, quindi un business così senza freni va a togliere anche valore alla musica. Io fossi stato a Taylor Swift avrei detto qualcosa, in realtà lei si è imbertata un sacco di soldi per il suo concerto milionario allo stadio San Siro e noi siamo rimasti qui. Sergio Caputo canterà gratis il 7 o l'8 agosto forse a Castelnuovo Val di Cecina, molto vicino a qui, in un concerto gratuito che chiaramente andrò a vedere se sarò qui, cosa che penso. Chiudiamo, quindi ogni tanto si può anche sentire buona musica gratis e non ci lasceremo mai, dice Lucio. Bene, l'obliquo è sempre la parte più interessante perché non è soltanto una rifinitura, è il momento più bello, la parte più accessoria, come tutte le cose accessorie, sono le parti più belle, più indispensabili. Sono attesi molti turisti in questo fine settimana e nel prossimo saranno 2 settimane, questo ormai è già esaurito, ma da bollino nero. Bene, abbiamo praticamente terminato. Molte sarebbero le notizie da dare, io ve ne fornirò una breve sintesi, perché naturalmente non possiamo leggere tutto. Molto grave la situazione dell'ambiente, un rapporto stilato da uno studioso asiatico sulla lettura, che è l'inserto nel Corriere che esce la domenica, quindi potete trovarlo in edicola oggi, l'ho visto ieri notte in una rassegna anticipata. È un inserto simpatico da leggere per chi ama i libri. C'è anche un articolo molto preoccupante. Andiamo a sciacquare. Qua siamo arrivati praticamente. Tengo ancora un po' prima del risciacquo in viso perché voglio parlarvi di 2 cose. Uno, chiaramente regalarvi la copertina di Review diretto da Annalena Benini, eccolo qua, una rivista dove vedete una ragazza che legge un libro sdraiata in un prato, immagine molto fresca, sempre molto belle le copertine. Abbiamo anche molto interessante la vignetta di Macox, la rossa di Macox, questa è la classica lettrice di questo genere di rotocalchi perché è molto femminile questo inserto che esce una volta al mese a 50 centesimi in più con il foglio. Non ve la voglio leggere ma sono carinissimi i disegni, vi rende l'idea, vedete il materassino, il cappellino bianco. Interessante invece, perché brava è lei a scrivere, il pezzo di Guia Soncini, non ricordo male, che racconta, la protagonista non sei tu, non è lei, ed è forse questo, no, è Paola Peduzzi, vice direttore del Foglio, nata nel 76, che scrive questo pezzo interessante, Non ho l'età, e qua si parla di una laborista entrata nel governo Starmer, che si è presentata abbandonando i suoi vestiti leopardati, scriveva, da donna nata un po' nelle periferie dell'Inghilterra, con un completo, giacca pantaloni verde menta, e i capelli color rame e il tatuaggio della rosa del Labour e il sorriso degli attimi storici. Gli è stato detto che era sguaiata come al solito. Ha 44 anni ed è nonna. Dicono che è sguaiata, ma lei si è adattata alla rivoluzione della sobrietà rinunciando agli abiti leopardati, come appunto vi ho detto. Questa è una foto di Macron in un quotidiano Le Parisien, ma quello che qua conta è l'età giusta, in cui nel Parlamento britannico in cambio dell'elite è esattamente proprio questo, e la parità di genere non è più così chiacchierata e ora si parla solo di età. È importante il cambio generazionale, avete sentito anche l'attuale giovane primo ministro, poco più che trentenne, che Macron mise sul trono del governo di Parigi, che ha dovuto dare le dimissioni sperando Bardella
di prendere lui come destra il suo posto, invece l'ha preso Netanyahu perché Macron è riuscito, sciogliendo l'Assemblea nazionale, a diventare alle elezioni successive il secondo partito in Francia. Questo è un libro invece, Miranda Julie, che si intitola A quattro zampe. Io vi faccio vedere la storia di un'attempata signora che riscopre un po' se stessa scappando da Los Angeles, cercando di ritrovare nella sua età una vita sua. È un articolo consigliato alle coppie di una certa età, insomma, alle donne di una certa età, se vogliono ritrovare un po' fiducia in se stesse dal punto di vista del loro corpo, diciamo. E dopodiché, per andare a volare più avanti, un pochino anche più, diciamo, in un'altra direzione, abbiamo questo pezzo dove Claudio Cerasa, vedete la ciliegina, questo qua è il suo marchio, quando vedete la ciliegia, la Cerasa, quindi è il marchio del direttore, dove parla di carceri, attacca Travaglio, il quale ha detto che l'affollamento delle carceri è frutto di un equivoco autolesionista tutto italiano, in quanto l'Italia calcolerebbe i posti cella in base a una legge che fissa uno spazio minimo che deve avere un detenuto. In Italia sono 5 metri, superiore a quello considerato inumano della Corte di Strasburgo, che sono 3 metri. Quindi il manettaro Travaglio, attaccato da Cerasa, che i suoi numeri lo va, diciamo, a pizzicare e lo fa anche cadere, a dire la verità, ma non ve lo posso leggere. I sabotatori dei giochi abbiamo già letto, non voglio ripetermi. L'ultima minaccia dei PM a Totti, il giudizio immediato e impossibili arresti domiciliari per altri 12 mesi. Questo rischia, dopo aver fatto da Meglia nella sua casa spezzina gli arresti domiciliari. Si dice uno scenario difficile da credere, non proprio se si riguarda con attenzione le forzature operate dai magistrati genovesi del ministro della vicenda giudiziaria, pur di confinare Totti nella sua casa di Amelia con le accuse di corruzione e finanziamenti illeciti dei partiti. Bene, ma l'articolo più interessante, oltre che fare acqua ovunque, la crisi idrica, questo è il pezzo di Matteo Renzi sul Foglio di ieri che trovate anche oggi in edicola, e la destra ora ne è gravemente complice. Ecco perché spiega perché la destra di oggi è complice. Qua c'è i Mattia Bazzà che cantano un pochino forte, abbassiamo un po' il volume, e più che altro fuori il ragioniere dello Stato, che si chiamava Biagio Mazzotta, dopo la grande era di Andrea Monorchio, grande ragioniere generale dello Stato per quasi 20 anni. Biagio Mazzotta gli è stato chiesto di levare il disturbo perché i 150 miliardi di buco di bilancio sono la peggiore catastrofe della storia della finanza pubblica. Questo è stato dato dal super bonus, ricordiamo, varato dall'attuale opposizione. Era già partita una guerra, la responsabilità è della politica che ha approvato un bonus insensato, certamente, ma la colpa è dei tecnici che hanno sbagliato le previsioni di spesa, sicuramente. Su questo presupposto era partita la guerra tra il governo e la Ragioneria Generale dello Stato, con il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, Lega, intenzionato a sostituire il ragioniere Biagio Mazzotta, pronto a difendere l'autonomia dell'istituzione. È finita nel peggiore dei modi a tarallucci e vino, e qua ne parla Luciano Capone, scusate, non è vice direttore del Foglio, ma un giornalista molto bravo, e dice che secondo anticipazione di stampa c'è un accordo. Mazzotta si dimette dalla ragioneria in cambio della presidenza di Fincantieri e Giorgetti mette al suo posto Daria Perrotta, prima donna al capo della ragioneria, come ex capo legislativo al MEF di Giorgetti. La maggioranza minacciava una commissione d'inchiesta, il ragioniere faceva sapere attraverso la stampa di avere un dossier sulle responsabilità di tutti i governi che si sono succeduti. Parevano i giusti presupposti in una democrazia funzionante per arrivare a un chiarimento pubblico sulle responsabilità e sugli errori sul disastro economico del bonus edilizi. Invece erano le pistole messe sul tavolo prima di arrivare alla trattativa. Questi infatti che si sono messi d'accordo, questi che hanno trovato un posto che gli ha triplicato l'emolumento, è andato alla Fincantieri grazie alla morte di Claudio Graziano, ricordate, morto suicida quasi un mese fa, è ritrovato in casa dalla moglie che ha lasciato libera la poltrona, e quindi il signor Mazzotta va a prendere uno stipendio da 500.000 euro, il triplo di quello che prendeva alla ragioneria del generale dello Stato. Quindi l'accordo è fatto, perfetto, magnifico. Mazzotta prende un incarico con uno stipendio quasi triplicato, il Parlamento non fa nessuna indagine sulla voragine fiscale, figurarsi l'opposizione che il super bonus se l'è inventato. Quindi dice: d'ora in poi, ci scrive Luciano Capone, gli italiani guarderanno al ragioniere dello Stato sempre come al guardiano dei conti, ma non quelli pubblici, ma i suoi. Voi sapete che la chiave del ragioniere generale dello Stato non è un cretino che è lavorato in ragioneria, ho messo lì a fare, è una figura apicale centrale in via 20 settembre
al Ministero dell'Economia. Qua si parla, per finire, Hermes Antonucci che parla ancora di Toti, ma praticamente vi spiego, il predetto Toti, dice il magistrato, continua tuttora a rivestire le medesime funzioni, prima che si dimettesse chiaramente, e le cariche pubblicistiche, con conseguente possibilità che le stesse vengano nuovamente messe al servizio di interessi privati in cambio di finanziamenti. Insomma, il ricoprire la carica di governatore implicherebbe di per sé il rischio di commettere reato di corruzione, e per quello Toti deve restare agli arresti. Logica conseguenza, Toti non può tornare in libertà fino a quando non si dimetterà da governatore. Quindi un ricatto vergognoso a cui mi associo. All'interno ho isolato, prometto brevità, vista l'ora, visto la temperatura, l'ultima papessa, un pezzo interessante, un po' per appassionati devo dire. Questa è Isabelle Colonna, morta 30 anni fa, nata in Libano nel 1884, che ha rappresentato insieme, voi lo sapete, agli Orsini, una delle famiglie più importanti di Roma, stirpe libanese dei banchieri cotonieri Surzok, perfetto. Era arrivata a Roma insieme a tante altre straniere senza titolo ma liquidissime, che funsero da super bonus e PNRR per la nobiltà romana che, come più delle altre europee, era stremata dai debiti. Quindi immaginate come erano già messi alla fine dell'Ottocento. I Colonna restano appunto nella Pax Romana come la famiglia più in vista della città, e vabbè, qua si dice del loro palazzo Colonna, e si fosse poi, dice, innamorata non tanto del marito quanto del palazzo che aveva visto ai primi del Novecento. Lei era andata in moglie a Marcantonio Colonna, quindi era diventata chiaramente principessa, e oggi fanno parte di questo palazzo Colonna uno sterminato museo, il Museo del Cere, scusate, il Touring Club, infiniti locali per un palazzo che sembra più che altro una città attraversata da ponti e giardini. Lì donna Isabella regnò per quasi un secolo, figuriamoci, fino alla morte, ricevendo la regina Elisabetta, vari presidenti americani e Jackie Kennedy, che le scrive una lettera per cui dice: qui è più bello che a Windsor, e ci mancherebbe, a Roma sono più bravi degli inglesi. Andando avanti, aveva una sorella che aveva sposato il marchese Teodoli, figuriamoci, anche lì era cascata bene. Isabella regnava da regina, senza tuttavia rinunziare ad un'antica, amabile e maligna disposizione di animo alla tirannia, quindi ne ha combinate anche qualcuno proprio non proprio carine. Il salotto di Isabel Colonna durante il fascismo è una specie di centrale informativa di trame, intrighi e spionaggi. A tavola Ciano chiamava apertamente crocchi i tedeschi e il duce un rammollito. Però di sicuro i nazifascisti non la amano, e nell'estate del 44, state bene a sentire, quando entrano a Roma i tedeschi rompono a palazzo. Lei però ha già fatto murare nel sotterraneo buona parte delle opere d'arte della grandissima galleria barocca del primo piano, e quindi di cui fanno parte dei vari Bronzino, Cosmetura, Tintoretto, Carracci, etc., scrive Michele Masneri. Ma lei scappa armata solo di borsetta da una scaletta che ancora oggi si percorre per salire sui giardini che attraversano via della Pilotta e si inerpicano verso il Quirinale, e qui lei fugge attraverso l'uscita secondaria di via 24 maggio fino all'ambasciata spagnola presso la Santa Sede di piazza Mignanelli, dove rimarrà rifugiata fino alla fine della guerra, tipo Assange. Piazza Mignanelli dietro Piazza di Spagna, dove c'è il palazzo di Valentino, il Garavani, lo stilista, che adesso ha venduto per tipo 9 milioni un po' di tempo fa. Questo è il business immobiliare di Roma. Qua abbiamo il red carpet del nulla, qua è Fabiana Giacomotti. Io non vi voglio raccontare cosa accade in Italia perché vi verrebbero i capelli dritti. Si parla della purtroppo non gran bella fine del Giffoni Film Festival, il festival del cinema che si tiene in Campania ormai da molte edizioni, che nonostante la fama internazionale pare che quest'anno abbia faticato a raggiungere la sostenibilità economica. Mancano i grani, non ci sono più soldi, anche le sagre, questo non è una sagra, è un festival vero e proprio, comunque sono un po' nei guai. Allora ecco che vanno in auge Chiara Ferragni Chiara Francini, scusate, scrittrice fiorentina simpatica, e Paola Crepet, che trascorrono la propria estate in tour promozionale. Si spera ben remunerati, ma è anche possibile in cambio di merce. Chiacchiere pubbliche contro massaggi nelle spa, con il palco issato alla meno peggio in tubi innocenti e assi di legno sul lungomare, nella speranza di vendere qualche centinaio di copie dell'ultimo titolo, di staccare qualche biglietto in più al prossimo film. Oltre all'overtourism dei ciabattanti Airbnb che a Barcellona vengono respinti dai residenti con gli idranti, e a Roma manca poco che arrivi faccia la stessa fine, da qualche anno a questa parte bisogna restare infatti contare anche l'intenso traffico di attori, cantanti, scrittori e giornalisti di ogni ordine e grado che corroborano i palinsesti estivi. Divertente invece il punto in cui si dice che invece a Taormina
conclusi i tempi degli arrosticini, archiviati i lugubri campeggi abruzzesi dell'età fragile, che vanno come ovvio a raccontarsi in luoghi più ameni con la loro ottima autrice premio Strega in abitino etro, molto mal consigliato. Qua stiamo parlando di Donatella Di Pierantonio, che figura come inserzionista all'interno di Review, vede come inserzione Vintage del premio Strega, l'età fragile, che parla dell'Abruzzo. Guardate, vi riporta a fare dei collegamenti attraverso quello che accade in Italia, se no voi perdete il filo. E pare che i giornalisti si siano imbattuti nel surreale red carpet costruito di fronte all'incantevole chiesa di San Giuseppe per il Taormina Film Festival, che in un poderoso utilizzo di materiale metallico iniziava e finiva nel nulla nel paesaggio serale, oscurando la vista dell'Etna ma consentendo il bagno di folla agli ospiti del festival, in particolare all'unica attrice che nulla c'entrava con il programma, peraltro pregevole e molto ben costruito dal direttore Marco Müller, e cioè niente poco di meno che Sharon Stone. Quindi Sharon Stone avvistata a Taormina, vestita dallo stesso Marras, illuminata da gioielli del celebre marchio degli anni 60 Coppola e Toppo, era di proprietà del giovane imprenditore siciliano Pietro Paolo Longhitano. La signora Stone, che ormai gira film minori e viene sempre costretta a ripetere la storia dello scavallamento inguinale di Basic Instinct, e sul red carpet al ferro di cavallo che riconduceva cioè a se stesso. Sono dunque accorsi tutti i politici regionali a scattarsi la foto con la signora Stone, illuminandone poi sui rispettivi account Instagram le stesse identiche qualità intellettive magnificate dei colleghi dei quotidiani, anche loro giunti in massa, perché dopo tutto come dire di no a Taormina. Quindi questo è il generone romano siciliano che si muove in una città bellissima. Io non sono stato in Sicilia, che bene a Taormina, ma immagino che abbia sicuramente avuto un grandissimo effetto da un punto di vista mediatico. Ma questi sono diciamo, gli eventi a cui potrete, se volete, entrare, imbucarvi, partecipare. Mentre il caso Vado Ligure e l'ennesimo flop Vado Ligure sposteranno la Golar Tundra da Piombino, che quando è arrivata hanno cominciato i piombinesi a lamentare attraverso manifestazione, rigassificatore, GNL pericolosi, inquina la fauna acquatica, esploderà, distruggerà il turismo. In realtà non è successo niente, anzi tutto è andato benissimo. Il sindaco Ferrari, di destra, stranissimo, di Fratelli d'Italia, rieletto a Piombino, ha portato a casa questo risultato. Ma sabato 27 luglio invece a Vado ci sarà una catena umana, perché ricominciano a Vado a dire le stesse cose che hanno detto a Piombino e non succederà niente perché non c'è nulla di cui doversi preoccupare. Quindi anche studi del Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata di Livorno, che ha condotto campagne periodiche di analisi in 30 punti e non hanno ancora trovato alcuna anomalia. Quindi vadesi, liguri, state tranquilli, vi metteranno la nave in un posto che è bruttino, davanti a un centro petrolifero. A Piombino c'era un'acciaieria dimenticata dall'incuria chiaramente dell'amministrazione, da chi se ne è occupato, di chi ne ha abusato, da chi l'ha spolpata. Mentre a Vado avete altri esempi ben poco virtuosi. E qua non vi vado oltre, qua se no andiamo a sforare, però mi permetto di segnalare a chi ha delle imprese, lavora a partita IVA e vuole abusare, anzi approfittare del concordato preventivo. Qua vedete c'è l'ultima pagina, la pagina 3 del foglio, che è la terza prima dell'ultima di copertina: regressività del concordato accelera la fine dell'IRPEF. Ma non è questo il motivo, ma il concordato preventivo si tratta di un meccanismo con cui l'impresa e il lavoratore autonomo si impegna per un biennio a versare le imposte sul reddito concordato con l'Agenzia delle Entrate, con irrilevanza di eventuali maggiori o minori redditi. Cioè se guadagnate di più o di meno voi pagate quello nei prossimi 2 anni. Adesso verrà sperimentato soltanto per il 24 in realtà, per la prossima dichiarazione dei redditi. Però se guadagnate di più, bene, se avete guadagnato, se avete guadagnato di meno, avete perso perché avete pagato di più del dovuto. Ma non vi possono fare accertamenti, perché la parola accertamento è la parola che va più di moda tra gli imprenditori oggi. C'è il terrore che l'Agenzia delle Entrate e che il fisco predone venga a bussarvi di notte con la falce in mano, chiedendogli dare conto delle spese che avete sostenuto pur non avendo dichiarato niente. Io vado niente o poco più di niente, come accade ancora nel mercato del nero e non solo in Italia, vado a sciacquare perché ormai il tempo è stato sforato di gran lunga. Acqua fresca, bene, asciugamano, tamponatura, dicesi tamponatura, color tortola, mai sfregare, mai stressare la pelle, soprattutto in estate quando il sole può aggredirla. Soprattutto dovremmo usare dei prodotti un pochino più emollienti. Io però sapete che non amando i dopo barba in crema,
che sono sicuramente interessanti, non usando neppure i post rasatura, vado in maniera sempre provocatoria, come mio solito, ad usare Mirsol nella scatola sempre dell'amico Vincenzo, e abbiamo qui un prodotto in vetro, eccolo qua, io vi faccio sentire il tappo, sentite il cilocare del tappo. Questo è un prodotto spagnolo, quindi ci portiamo dalle soglie di Gorizia, dal Friuli, in cui ci siamo seduti dal barbiere, in una pianura assolata della zona di, scegliete voi, non so, vicino a Valencia, vabbè, dai, sud della Spagna, non andiamo sempre a infrattarci in zone troppo lontane dal mare. Chiaramente sarà assediato di turisti con Mirsol, dove c'è il limone che la fa da padrone. Dopo aver legato il vostro cavallo a una pianta dove c'è la barberia, in questa contrada spagnola, vedete, questo prodotto ve lo metto sotto la luce dell'illuminatore per far vedere. Nonostante l'etichetta un po' vintage, esistono diversi tipi di questi Mirsol. Douglas Mortimer li ha recensiti tutti, quello elegantone che recensisce anche vestiti, molto bravo, accessori, sigari, occhiali e prodotti per la rasatura. Un sito molto bello, certamente fatto molto meglio del mio, e che saluto. E dopo che abbiamo asperso il viso e con questo freschissimo prodotto, e soltanto paesi caldi come la Castiglia, per esempio, come la Spagna castigliana, oppure la Spagna dell'Andalusia, richiedono dopo una rasatura, prima di portarvi nelle Ramblas di qualche città a bere un aperitivo prima del pranzo, io vi saluto, vi auguro una buona domenica da Andrea, e da domenica che barba, ciao!